Oggi una manifestazione qui davanti alla prefettura per ricordare e non dimenticare le tante vittime, non ultima quella di Marco. Assolutamente sì, oggi il senso di questa giornata per noi che siamo parte di Associazione Vittime della Strada, siamo qua tutti i genitori che abbiamo perso i figli sulle strade, e il senso è proprio quello di ricordare le vittime per cambiare, perché dopo che succedono gli incidenti si ha l'abitudine, purtroppo un'abitudine malvagia direi, è quella di dimenticare quello che è successo, perché poi il dolore rimane alle famiglie, la mancanza, tutto quello che c'è dietro, noi siamo quelli che restano, non restiamo tutti interi, restiamo a pezzi, e quindi il dolore, il vero dolore lo portiamo sulle spalle noi e nelle nostre vite. Sono vite quelle che trasformano pure la società, perché questi ragazzi che vanno via avevano degli amici, avevano altri parenti, quindi potevano avere un ruolo a livello sociale che viene a mancare alla società. Quindi dobbiamo ricordare queste cose per mettere insegnamento, per avere più rispetto verso la vita, anche da parte delle istituzioni, quindi cercare di limitare i danni il più possibile. Anche un appello a una guida più sicura. Esattamente, esattamente, è quello che tutti dobbiamo tenere sempre presente, perché quando abbiamo una macchina, un mezzo in mano, abbiamo in mano la nostra vita, la vita nostra, quella degli altri, quella delle nostre famiglie, perché come dicevo prima cambia tutto poi, niente rimane uguale. Consegnerete un documento al prefetto? Cosa contiene questo documento? È una nota che noi porteremo al prefetto, perché questa giornata appunto oltre a essere di solidarietà, di sensibilizzazione, di solidarietà a queste famiglie vittime della strada che sono andate via ultimamente, come non solo Marco, ricordiamo Giuseppe Vinti, Francesco Zancali, Isabella Messina, Samuele Messina di Favara, e poi naturalmente Marco e non per ultimo Mattia Iannuzzo di Canicattì. Quindi noi vogliamo fare questa rete di solidarietà verso queste famiglie e inoltre di sollecitare le istituzioni, perché oggi ci rivolgiamo appunto al prefetto e consegneremo una nota che ci ha detto che ci riceverà, per appunto sensibilizzare le istituzioni a mettere delle priorità. Ecco, la vita deve essere una priorità, quindi devono prendere degli accorgimenti necessari infrastrutturali. Farete altre tappe in altri centri della provincia? Noi a breve, a novembre, la terza domenica di novembre, celebriamo la giornata mondiale delle vittime della strada come ogni anno. Quest'anno e poi il giorno successivo facciamo la giornata dedicata sempre alle vittime della strada come sensibilizzazione e di educazione stradale. Quest'anno abbiamo scelto Favara, lo dico in anteprima, perché l'anno scorso qui abbiamo la mamma di Salvatore Vetro. L'anno scorso Salvatore, il comune di Favara, il sindaco, la consulta giovanile di Favara ha fatto una raccolta, un taglio dei capelli solidali, e parte del ricavato l'ha donato all'associazione. Noi quest'anno renderemo omaggio a questo atto grato che abbiamo ricevuto, e quindi andremo a Favara e la giornata la dedicheremo in quel paese. Vuoi dire qualcosa? Io sono Lucia Marziano, la mamma di Salvatore Vetro, che è venuta a mancare a giugno l'anno scorso, rappresento Favara. Sì. E niente, faccio parte dell'associazione, cerchiamo di sensibilizzare, di far capire che la vita è bella e quindi dobbiamo essere forti, dobbiamo essere, insomma, No, bisogna affrontare la vita perché la vita continua. Sì, e io sto cercando pure di fare questo con la forza che mi dà mio figlio e con tutte le altre vittime purtroppo, e continuiamo.